Ci risiamo, torna nelle scuole padovane l'incubo dello spray al peperoncino. Ne sanno qualcosa i 25 studenti dell'Istituto Superiore Ruzza di Padova che, assieme a 2 insegnanti, sono finiti in ospedale a causa di una bomboletta di spray urticante. Qualcuno, non si sa ancora chi e per quale motivo, ha ben pensato di usare uno spray per difesa personale che era nascosto in uno zaino nell'area della palestra della scuola. Ragazzi, ragazze e insegnanti hanno iniziato a tossire e a lacrimare copiosamente e qualcuno si è pure sentito male. A questo punto sono arrivate a Ruzza 5 ambulanze che hanno portato gli intossicati al vicino pronto soccorso, al Sant'Antonio e pure all'ospedale di Abano Terme. Una delle giovanissime coinvolte nell'urticante faccenda ci ha raccontato cos'è accaduto. Si sentiva già un pochino l'odore. Dopo abbiamo fatto comunque lezione, verso le 9:15, 9:30 si è sentito un sacco e delle compagne dell'altra classe hanno iniziato a tossire, a sentire fastidio alla gola e alla testa e agli occhi. A Ruzza sono arrivate anche i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi del caso. Studenti e famiglie sono stati invitati dai carabinieri a sporgere denuncia al comando di Prato della Valle e ora si cerca di ricostruire la dinamica degli eventi e di scoprire l'autore della pericolosa bravata, che pare essere stata portata a termine proprio nello spogliatoio. Dovevamo andarci a cambiare, siamo entrati ma non riuscivamo neanche a entrare dentro al spogliatoio perché non si riusciva neanche a respirare, quindi siamo subito usciti. Abbiamo detto andiamo a prendere la roba, torniamo in classe e ci vestiamo là. A questo punto mamme e papà fuori dal pronto soccorso ammettono che è arrivato il momento di mettere un freno alla detenzione in orario scolastico delle bombolette di spray urticante.